Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Voglio riprendere con voi un po' l'argomento delle benedizioni velate, ma andando oltre, cioè riagganciandomi al concetto di benedizione velata, voglio spiegare un pochino perché spesso e volentieri viviamo esperienze simili. Non solo riviviamo esperienze simili, ma il senso che è nascosto, dunque recondito, di queste ripetizioni. In nostro soccorso viene un testo preziosissimo, almeno io lo ritengo tale, che non solo è un codice esistenziale, ma è in grado di programmare, sprogrammare innanzitutto e riprogrammare il linguaggio archetipo e dunque la struttura più interiore dell'essere umano. Si tratta della Bibbia. Un testo molto dibattuto, per qualcuno non è altro che un compendio di avvenimenti storici, tra l'altro non necessariamente verificabili, un insieme di numeri, di norme, eh, talvolta viste come lontane, arcaiche, un po' ehm, diciamo retrograde. Quando invece attraverso una decodificazione, una chiave di lettura, riusciamo a comprendere quanto invece è in grado di costruire dentro di noi, di aprire porte di autoindagine, autoanalisi, di stimolarci verso nuove riflessioni. Tra l'altro è un testo sempre attuale, proprio se letto con la giusta chiave interpretativa e non pretendendo di attribuirgli un valore letterale. Ricordiamoci appunto che esistono diversi livelli di lettura e che il livello esoterico è un livello esclusivamente superficiale, cioè leggere un testo come la Bibbia alla lettera è veramente un grande peccato perché ci si perde eh, quello che poi è il vero messaggio, cioè la Bibbia parla all'uomo, prima piccolo uomo, attraverso appunto una serie di rivelazioni che non sono percepibili a una prima lettura, a un primo acchitto, ma arrivano comunque al cuore dell'uomo e da lì, da quel punto, si fanno largo e viene appunto, non solo mentre leggiamo appunto l'esperienza dei patriarchi, non solo ci possiamo mettere nei loro panni e riusciamo in qualche modo a entrare in risonanza, ma così come i patriarchi crescevano attraverso le loro esperienze, le loro lotte, le loro tribolazioni, ecco che il nostro ego attraversa degli stadi evolutivi che sono paragonabili appunto ai vari patriarchi, ma poi lo vedremo meglio più avanti. Voglio tornare appunto al discorso del perché esistono queste forme di ripetizione e qual è il loro senso nascosto. Ad aiutarci, come ho detto, c'è un testo sacro per quello che è tutto il mondo occidentale ed è la Bibbia. In particolare mi rifaccio al Levitico, il capitolo 26, dal paragrafo 14 in poi. Se alcuni di voi hanno il testo della Bibbia a casa, possono mettere magari in questo momento in pausa, andarlo a prendere e poi rileggere insieme questo passaggio. Voglio dirvi che chiaramente probabilmente la versione che avrete voi non necessariamente sarà parola per parola simile a quella che leggerò io, perché va da sé che ci sono molte traduzioni, molte revisioni, ma fondamentalmente il senso resterà quello. Dunque vediamo cosa dice. Ma se non mi darete ascolto, ovviamente qui a parlare è Dio all'uomo, no?
Ma se non mi darete ascolto e se non metterete in pratica tutti questi comandi, piccola parentesi, nel Levitico appunto abbiamo tutte le serie di disposizioni culturali, giuridiche, per quello che sono la legislazione dell'epoca, il come ci si approccia ai precetti morali, rituali, addirittura le indicazioni sulle relazioni sessuali e quant'altro. Chiaramente vanno sempre, sempre visti in chiave esoterica per cogliere veramente il significato. Non voglio parlare di quello, ma di questo proprio per rifarmi alle benedizioni velate, per farvi capire quanto il Creatore ci ama così tanto che si impegna in modo assoluto per aiutarci a evolvere, a superare le nostre barriere. Dunque dicevamo, se disprezzerete le mie leggi e rigetterete le mie prescrizioni, non mettendo in pratica tutti i miei comandi e infrangendo la mia alleanza, ecco come io vi tratterò. Dunque già c'è una piccola premessa. Se non rispetteremo le leggi e i comandi. Ma di quali leggi e di quali comandi sta parlando? È chiaro che sta parlando delle leggi universali e di quello che è quella voce che parla dentro di noi in forma di emozioni, di intuizioni, di sensazioni che costantemente ci fanno da termometro, cioè ci indicano se stiamo andando bene, se stiamo andando male e se ci prendiamo la briga di ascoltarci, sappiamo sempre come stiamo agendo e a che punto siamo dell'opera. Cioè, quasi sempre, e questa è una dinamica bellissima, quando siamo sulla strada giusta, riusciamo ad avere quella determinazione, si aprono le porte giuste, quando dunque noi ci incanaliamo nel sentiero che il Creatore ha tracciato per noi per il nostro massimo bene, ecco che le cose magicamente vanno al loro posto, al posto giusto. Incontriamo le persone giuste al momento giusto, persone chiave che ci permettono di ottenere quel passaggio in più, quel permesso, quella cosa che appunto ci devono portare verso il nostro obiettivo. Quando invece non stiamo ascoltando diciamo, quella voce che poi è, come ripeto, un insieme di sensazioni, emozioni, intuizioni e soprattutto quella voce non è altro che il nostro sé più alto che è fermamente connesso con la sorgente, con la fonte. Quando noi non l'ascoltiamo o la ignoriamo, ecco che veniamo pungolati dalle forze che sono forze sempre facenti parte della creazione. Cioè quando noi non rispettiamo determinate cose o non ci comportiamo secondo la giustizia, attenzione, non col buonismo o con cattiveria, ma secondo giustizia, ecco che delle entità ehm, angeliche, diciamo così, delle entità, delle intelligenze che rispondono ai comandi e a quello che è la progettazione, appunto il progetto, il piano della Terra e degli esseri umani, dell'evoluzione, cioè quello che è stabilito dalla divina provvidenza, veniamo pungolati da queste entità che a suon di sensi di colpa, di angosce, paure, fobie varie ci indicano che stiamo sbagliando. Dunque, questi demoni, chiamiamoli così, perché alla fine sono stati etichettati in questo modo, che ci mettono in connessione con i nostri istinti più bassi e ci mettono di fronte a quello che noi in realtà abbiamo dentro, sono là per indirizzarci e per aiutarci a vedere e correggere. Dunque cosa succede? Quando noi non rispettiamo dunque già queste prime norme, quando noi abbandoniamo quella, quella onda, quel flusso che ci dirige esattamente nel posto
perfetto per noi nel luogo migliore, quando noi opponiamo resistenza e non ascoltiamo quello che ci viene detto col tramite appunto del dialogo, delle emozioni, delle intuizioni, come dicevo prima, quando non ascoltiamo il nostro io interiore, ecco che ci tratterà così. Manderò contro di voi il terrore, la consunzione, la febbre. Attenzione, qui sta già dicendo, non arriveremo mai al punto perché vi interromperò in continuazione, però vi voglio fare riflettere su tante cose che sono oggi alla nostra portata. Pensiamo a cose come la metamedicina oppure lo studio di quelle che sono le ripercussioni di traumi emotivi, di blocchi con la manifestazione di una serie di sintomatologie, cioè con eh, mm, il vivere appunto dei malanni che sono originati da cause altre, che in genere sono di natura emotiva, non sono attribuibili a squilibri fisiologici, organici, ma lo squilibrio ha origine altrove. Dunque, quando? Quando sovvertiamo le leggi naturali, che vi faranno languire gli occhi, vi consumeranno la vita. Quanti piangono per la disperazione? Quanti di noi ogni giorno si chiedono perché? Come se volessero la risposta da fuori, come se la colpa fosse di qualcun altro, dimenticando che non esiste colpa, ma responsabilità. L'essere umano, quando diventa responsabile, finalmente comincia a camminare in un sentiero più tranquillo, perché essere responsabili significa controllare le cose. Prendiamo l'esempio di quando eh, permettiamo, che ne so, concediamo ai nostri figli di fare qualcosa. È chiaro che gli diciamo, mi raccomando, sappiti comportare, fai attenzione. È la norma. Il creatore, che è nostro padre, fa uguale con noi, la stessa cosa. Mi raccomando, sappiti comportare, cioè riguardati. Ok? Quando non ci riguardiamo, quando i nostri figli non sono puntuali quando gli diciamo di ritornare a casa tra l'ora, non fanno i compiti, portano brutti voti da scuola o comunque quando sbagliano, un genitore li rimprovera. Ecco che quando noi sbagliamo veniamo rimproverati. Certo non è che può scendere e dirci hai fatto così, non dovevi fare così. Ci manda delle prove, delle sensazioni inizialmente. Quando non ascoltiamo queste sensazioni si trasformano in esperienze. All'inizio sono esperienze piccole, diciamo così, piccoli intoppi, piccoli fastidi, che però se noi ci incaponiamo e non ci correggiamo, questi piccoli intoppi diventano giganteschi, diventano delle grandissime prove e che vanno a complicarsi ulteriormente. Dunque, leggerete, direi, dal 14 fino a 45, non vi posso leggere io questo, se no il nostro video di oggi va avanti 2 ore, ma il succo di tutto questo è semplice. Tenete a mente come siete voi come genitori o come sono stati i vostri genitori con voi. È chiaro che la prima volta si sgrida, la seconda volta si riprende un po' più forte, la terza volta inizia il castigo, la quarta volta, cioè è un'escalation, fino a quando ovviamente il figlio o noi quando siamo stati nel ruolo di figli abbiamo cozzato così duro che ci siamo dovuti correggere per forza. Questo è il senso della ripetizione di certe esperienze. Il senso è non abbiamo capito niente, non abbiamo capito perché stiamo sbagliando. Allora ci dobbiamo fermare, a maggior ragione quando le esperienze, seppur tra loro diverse, perché magari coinvolgono persone diverse, hanno poi un fondo comune, perciò sembrano nascere intorno a situazioni sempre analoghe, ecco che quelle, e soprattutto si inaspriscono, attenzione perché col passare del tempo e con l'accumularsi delle memorie che si formano, degli schemi comportamentali che si formano attraverso la ripetizione dell'errore, ecco che diventa sempre più duro scardinare queste situazioni ed è per questo che noi abbiamo una maggiore sofferenza ed è
è per evitare questa maggiore sofferenza che dobbiamo essere attenti fin da subito alla voce che ci parla nel cuore, perché quando ascoltiamo quella non sbagliamo mai. Ora vi ringrazio per avermi seguito fin qua, vi ringrazio per avervi riempito la testa, vi abbraccio con tantissimo affetto, mi auguro che vi abbia potuto dare spunti di riflessione e vi aspetto con la prossima condivisione, vi ringrazio, un grande abbraccio dalla vostra Hildegard.